Buonasera a tutti lettori e lettrici di Star Wars Libre Comics, bentornati in questa nuova puntata della sesta stagione di Archivio Jedi, che come sempre si occuperà di commentare i libri e i fumetti di Star Wars usciti in Italia il mese scorso, cioè a ottobre 2022. Sono da solo, per il momento mi raggiungerà tra qualche minuto Carlo Federico, oggi siamo diciamo in formato abbastanza ridotto, ma del resto Archivio Jedi funziona bene anche così, soprattutto anche, con la vostra partecipazione, i vostri commenti. Per cui vorrei salutare subito Jabba the Jack. Ciao Giacomo, buonasera a tutti, recupererò la live in differita. Top, poi vi ricordo anche che potete recuperare le live in differita sia qui su YouTube che anche sotto forma di podcast su Spotify, Google Podcast, eccetera, eccetera. Perdonate la voce un po' nasale, sono stato un po' mi sono raffreddato un po' settimana scorsa e poi ho fatto un weekend fuori che diciamo che non ho preso freddo, però insomma non è che abbia proprio aiutato. E buonasera anche a Stephanie, buonasera a te e grazie per seguirci come sempre qui in diretta. Oggi live abbastanza tranquillina perché a ottobre, nonostante, il Lucca Comics, non sono poi usciti tra ritardi, eccetera, eccetera, chissà quante opere. C'è anche Riccardo, buonasera, buonasera a te. Quindi inizierei come sempre, facendo un bel recap, delle uscite di ottobre, poi le commenteremo quando essenzialmente arriva anche Carlo Federico e, se le avessi prese devo dire per mostrarvele sarebbe stato meglio. E, poi parleremo anche un pochino di Lucca, gli annunci, che cosa è andato, che cosa non è andato, insomma ci facciamo raccontare appunto da CF, che è stato a Lucca diversi giorni, un po' le sue impressioni su questa edizione della manifestazione. Quindi, uhm, facciamo così, io vi metto un secondino in pausa e prendo i, fumetti e i romanzi che avrei dovuto prendere prima, ma anche oggi è stata una giornata un po' complicata. Arrivo subito. Non allontanatevi, arrivo subito e prendo i roman Eccomi qua, scusate l'inghippo, ehm, non avevo recuperato tutto e soprattutto il mio fermalibri dei libri dell'Alta Repubblica è quello di Yoda, non so se avete presente, in cui c'è, un pannello di metallo che essenzialmente si mette sotto al libro, quindi non è facilissimo poi recuperare, in questo caso, l'ultima opera. Perché appunto Orizzonte di mezzanotte, uscito il 6 di ottobre, è, l'ultimo romanzo, della fase 1 dell'Alta Repubblica. Lo vedete qua, solita edizione, in copertina rigida con sovracoperta, scritto da Daniel José Older. Orizzonte di mezzanotte è proprio l'ultimo romanzo che quindi affronta anche la vicenda della caduta del faro Starlight con un punto di vista molto diverso e, per questo, nonostante avvengano poi tutti un po' in contemporanea questi romanzi, è consigliabile leggerlo per ultimo, anche perché è strettamente collegato ad un'altra, opera uscita ad ottobre, in questo caso il 27 di ottobre, che è il terzo volume del fumetto, L'Alta Repubblica Avventure, quello pubblicato dalla IDW, la serie regolare diciamo per giovani lettori, sempre scritto da Daniel Rose Older e in questo caso disegnato da Harvey Tolibao. Ve lo mostro qua intanto, così vi ricordate bene la copertina, bellissima tra l'altro. Questa qua sarebbe la copertina dell'ultimo numero della serie regolare, cioè il numero 13. Ehm, come sempre no, però come frequentemente accade per queste serie IDW, il cartonato di Panini è abbastanza un unicum, nel senso che trovate in Regno Unito un brossurato di Panini, forse un cartonato ma non di fattura così pregiata. Quindi siamo abbastanza fortunati ad avere questa serie, così rapidamente e in questo formato così bello, perché nel resto del mondo non è così, addirittura negli Stati Uniti IDW, avendo perso la licenza, non ha mai pubblicato un volume
che raccogliesse, l'ultimo arco narrativo di, The High Republic Adventures. E torniamo un attimo indietro, sempre ad ottobre, con la pubblicazione il 13 di ottobre e adesso faccio un attimo di supporto, dallo schermo e dal nostro calendario, anzi così vi ricordo anche di iscrivervi al calendario se già non lo seguite, con la pubblicazione di Star Wars, 20, che contiene Star Wars 2020 numero 21 e Darth Vader 2020 numero 20. Tra l'altro è bello vedere questa cover che in lingua originale ha la scritta Star Wars messa così in diagonale, qua nel mezzo invece riadattata un po' alle esigenze delle copertine italiane. Questo è il solito spillato, 48 pagine, eccetera, eccetera. Qua si va un po' a riprendere le fila del discorso, dopo la guerra dei cacciatori di taglie, senza però ancora iniziare bene, quello che è il Regno Cremisi, quindi è un numero un po', diciamo di transizione. Mentre invece scusatemi, la settimana successiva, il 20 di ottobre, è uscito l'Alta Repubblica, numero 18. Anche in questo caso, andiamo a vedere una nuova apertura. Infatti, lo ricordo per chi, sta seguendo gli spillati, la serie L'Alta Repubblica, quella regolare della Marvel, si è interrotta diciamo al numero, 15. Ci sono stati poi 2 numeri successivi, il 16 e il 17, italiani, che contenevano la miniserie Eye of the Storm, quindi L'occhio della tempesta, che era appunto una miniserie in 2 numeri un po' sovradimensionati, un po' con extra size, tutti dedicati a Marchion Ro, che fanno un po' da cappello conclusivo della fase 1. In realtà, prima di questi 2 numeri ci sarebbe stato da leggere questa, nuova miniserie, cioè The High Republic Trail of Shadows, in italiano tradotta come Pista di ombre. Pista di ombre appunto, che è una miniserie di 5 numeri che quindi ci accompagnerà per ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio, e quindi dal numero 18 al numero 22 del mensile The High Republic. Anche in questo caso ritroviamo Daniel José Holder alla sceneggiatura, ma per quanto riguarda i disegni c'è, David Watcher. Questa è una miniserie dai toni noir investigativi, molto particolare, e che, però non dovete assolutamente trascurare perché ha un sacco di informazioni di lore, soprattutto per quanto riguarda, i senza nome. Sarebbe stato meglio leggerla, prima della stella caduta, insomma di esplorare meglio, le vicende, prima poi di avere tutta le informazioni anche in Eye of the Storm, però insomma ovviamente bene che sia arrivata, bene che arrivi adesso, anche un po' per fare un po' da interludio tra la fase 1 e la fase 2 in Italia. La settimana successiva invece, il 27 di ottobre, è uscito anche, però io non sono stato in fumetteria per cui non l'ho visto, con i miei occhi, ma è uscito l'omnibus, cioè il grande libro di Darth Vader e famiglia. Essenzialmente la raccolta completa di tutte le storie, di, Jeffrey Brown, cioè Darth Vader and Son, Vader's Little Princess, Goodnight Darth Vader, Darth Vader and Friends e anche A Vader Family Sitmas. Queste sono appunto tutti le varie i vari libricini che sono raccolti, alcuni sono già stati pubblicati in Italia, Darth Vader and Son, Vader the Little Princess e anche Buonanotte Darth Vader, sono già stati pubblicati e forse anche come volume singolo Darth Vader e Amici. Questa però è il prima volta, che un unico volume raccoglie tutto, quindi sarà sicuramente un'opera destinata un po' ai più piccoli ovviamente, e anche come regalo di Natale immagino che andrà bene, perché comunque è qualcosa di abbastanza simpatico. Uhm, il prezzo, ve lo ricordo, è di 35 € e sono 320 pagine in formato 20x20. Questa è un po' la panoramica quindi delle uscite, di ottobre. Non moltissime cose, infatti immagino che poi anche la prossima puntata di Holocron sarà una puntata un po' sui generis, nel senso che
penso proprio che parleremo di Orizzonte di Mezzanotte, ma anche in realtà di Alta Repubblica Avventure, cioè secondo me vale la pena affrontarle insieme e anzi adesso magari proprio ci arriviamo. Devo dire che da solo con il naso tappato non è facilissimo ragazze, però ce la facciamo. Uhm, iniziamo con, secondo me, una domanda che mi anzi iniziamo con una domanda che mi avete fatto in tantissimi. Cosa leggo prima tra Per la luce per la vita e Orizzonte di mezzanotte? Secondo me mhmm, il modo migliore per affrontare questo ultimo arco narrativo è di iniziare dal fumetto, cioè Per la luce per la vita, perché così è stato, pubblicato diciamo anche negli Stati Uniti e sequenza logica è più efficace. Quindi leggete sicuramente grazie Francesca, non ti fermerà il naso attappato, no. No, no, mi fermerà la mancanza di ossigeno, però ce la facciamo, tra 5 minuti arriva CF e devo resistere che arrivi lui e poi posso un attimo eclissarmi. Allora, il numero 9 e il numero 10 sono numeri molto belli perché sono ambientati a Takodana, e quindi possiamo ad esempio rivedere Maz Kanata e soprattutto, conosciamo in maniera più approfondita Sav Malagan. Vi faccio vedere qui qualche qualche immagine. Sono numeri molto importanti perché vanno a approfondire abbastanza il personaggio di, Cort, che era stato un po' in disparte anche proprio per il fatto che lui non si esprime a parole e, qua andiamo però a scoprire il suo passato, di quando è stato appunto trovato da Maz e da Sav Malagan su Takodana. Sav Malagan che tra l'altro continueremo a conoscere all'interno dell'Alta Repubblica, perché nella fase 2 la vedremo quando era ancora una Padawan o pirata, perché appunto, vista l'amicizia con Maz, avrà delle avventure insieme a lei. C'è questa anche copertina bellissima qui nella cover gallery e, quindi in sostanza i numeri 9 e 10 si concentrano, sulle vicende di Cort e di Sam Malagan, eccetera, eccetera. Uhm, dopo questi 2 numeri iniziali che comunque hanno abbastanza importanza anche poi per la trama, per le vicende relative a Krix Theradin. Dopo questo numero c'è, lo speciale, dedicato al Bake Off Special, mi sembra che sia subito dopo. Esatto, c'è la zuffa, c'è il Bake Off Special, quindi c'è la corsa che è molto divertente devo dire, come numero ma abbastanza fa abbastanza ridere e, i numeri successivi invece iniziano a intersecarsi, con le vicende appunto di, Orizzonte di Mezzanotte, perché il gruppo di Padawan viene diviso, con un gruppo di personaggi che vanno in missione per, catturare Krix, mentre un altro gruppo di personaggi che invece è quello che poi si reca su Corellia. E appunto su Corellia, ci saranno tutte le vicende, relative a tutte le vicende relative a Orizzonte di Mezzanotte. È importante quindi iniziare a leggere questo volume e poi leggere, il romanzo, perché il romanzo, diciamo, si intreccia molto con Osi scrive: "Per luce per l'ossigeno", sì ragazzi, è un po' faticoso devo dire, però in qualche maniera piano piano si fa. Ehm Come vi dicevo, è importante iniziare a leggere perché, il momento di inizio, i primi capitoli di Orizzonte di Mezzanotte partono dalle vicende dei numeri 9 e 10 e poi del numero in cui iniziano e fanno la prima missione con Krix. Poi da un lato sul fumetto vedete la missione per catturare Krix, dall'altro invece vedete la missione su Corellia. Queste 2 cose poi si vanno a reintrecciare successivamente quando, Zin Mrala essenzialmente chiude una delle 2 missioni e si raggiunge
e raggiunge l'altra, senza fare spoiler di quale missione viene chiusa prima e quale successivamente. Quindi questo è il mio consiglio e penso che sia l'ordine di lettura più logico. Anch'io devo dire li ho letti così ed è stato bello poi vedere il parallelismo delle 2 situazioni da 2 punti di vista diversi, cioè quello del romanzo da un lato e quello del fumetto dall'altro, però ritrovare le stesse scene, poi anche scritte diciamo dallo stesso sceneggiatore, per cui ovviamente la resa di questi collegamenti era, decisamente ottima. Veniamo invece a Orizzonte di mezzanotte. Vedo un po' CF a che punto è. Ciao Christian, buonasera intanto. Nel frattempo, mentre cerco di capire quando arriva CF, scrivetemi un po' nei commenti se avete già letto, Per la luce e per la vita. Sono curioso di sapere che cosa ne pensate e io, ho apprezzato molto il rapporto che si crea tra Lula e Zin. Secondo me è stato gestito molto bene, proprio, con una buona idea di rappresentazione queer, secondo me, come andrebbe fatta senza tokenismi, senza mode e questo secondo me è anche un altro grande merito di Orizzonte di mezzanotte come romanzo, cioè il fatto appunto di, presentare, tante coppie che funzionano, coppie che possono essere di amici, di fidanzati o coppie di 2 maestri, coppie di innamorati e tutte queste coppie funzionano un po' ognuna a modo loro, ma soprattutto, maturano i personaggi a vicenda. Quindi il fatto che i personaggi stiano in coppia, è funzionale allo sviluppo del personaggio stesso e non è gratuito, ma la coppia serve a far migliorare entrambi i protagonisti. C'è molto sviluppo dei personaggi e secondo me funziona molto bene. Appunto le dinamiche sono quelle tra il rispetto tra i colleghi, l'amicizia, appunto l'amore sicuramente è molto importante. Personaggi che erano stati un po' lasciati in disparte, soprattutto nella serie di Alta Repubblica Avventure, ha hanno un respiro maggiore loro, io evidentemente no. Parlo in particolare di tutti i flashback su Kantam che sono secondo me molto, molto commoventi e la coppia principale comunque è, appunto quella di Lula e Zin, però appunto per avere la panoramica completa dovete rifarvi comunque al fumetto, perché parte della loro vicenda, soprattutto dal punto di vista di Zin, è sviluppata e della psiche di Zin è sviluppata in Orizzonte di mezzanotte, però poi anche il payoff finale della relazione, quello lo trovate invece nel fumetto. Uhm In ogni caso è Orizzonti di mezzanotte fa bene a portare avanti tutte tematiche molto young adult, perché comunque vi ricordo che si tratta di un romanzo che è un romanzo young adult, quindi ci devono essere, amori, infatuazioni, una certa dose di sentimenti, una certa dose di conflitti interiori, di maturazione, di crescita dei ragazzi. E quello che fa Holder è portare avanti tutte queste tematiche in un ambito, molto queer, molto LGBTQIA+ friendly. Come l'Alta Repubblica si è dimostrata in tutti questi mesi, grazie allo splendido lavoro degli autori che hanno davvero fatto sentire la community LGBT di Star Wars molto inclusa all'interno di Alta Repubblica, e questo secondo me è l'opera che forse lo fa meglio di tutte. Questa insieme al fumetto, perché sono davvero 2 opere che vanno insieme. Ehm, ma appunto lo fa in maniera molto io ci ho visto molta naturalezza, non so se anche voi avete avuto questa impressione, questa sensazione. Intanto saluto Christian. Ciao Christian.
io evidentemente no, se volete clippate, io evidentemente che dico col naso tappatissimo, io evidentemente no, ma, purtroppo la sera è proprio il momento peggiore del raffreddore per quanto mi riguarda. Ehm, che dire, sì, secondo me a livello di queerness è un po' forse questo romanzo è forse l'esempio un po' principale di tutta l'Alta Repubblica, cioè, qualcuno sicuramente cioè ho letto lamentele del tipo: "Ah, però non c'è neanche un etero in questo romanzo." No, ci sono, ma non sono di rilievo, cioè immagino che Comac sia e anche Reed, lo stesso Reed è palesemente un ragazzo dai gusti etero, ma, in questo caso viene dato più spazio alle narrazioni queer, che sono anche quelle che in questo caso servono effettivamente a sviluppare i personaggi, non sono buttate lì. Uhm, Ho detto un po' di meriti di Orizzonte di mezzanotte, però non è tutto oro quello che luccica, nel senso che, forse è uno dei romanzi un po' più lenti e faticosi e un po' più confusi di Alta Repubblica, soprattutto, per quanto riguarda tutte le vicende molto suggestive, almeno sulla carta, ma non rese benissimo dei bodyguard, cioè tutto il setting corelliano. Infatti una grande parte del romanzo è passata a descrivere questo gruppo di, direi bodyguard o comunque non sono veri e propri mercenari, sono appunto guardie del corpo per celebrità, politici, eccetera, eccetera. E questo team di guardie del corpo che è guidato da questo personaggio, Crash, che è il suo come dire, il suo, nickname che, se vi ricordate avete già conosciuto nel secondo volume, di Alta Repubblica Avventure. Ecco, questa secondo me è la parte in cui il romanzo arranca decisamente. Intanto perché ci sono tanti personaggi un po' confusi, il ritmo non è proprio, ben gestito e, appunto, spesso ho trovato, il romanzo un po' monopolizzato, no, da alcuni punti di vista, da anche stili di scrittura che cambiano un po' tra personaggio e personaggio. Soprattutto sono tutti soprattutto Crash, personaggi che sono letteralmente su di giri costantemente e avere una scrittura che immedesima sì il lettore in questo essere su di giri è comunque un po' faticoso. Intanto leggo il messaggio di Riccardo che dice: "Devo dire che in questa accoppiata, fumetto, romanzo, Holder per il momento si è riscattato. Tematiche sentimentali veramente a fuoco, mai ma mai banali e trattate con naturalezza e realismo. Concordo appieno. Questo è come si deve trattare un amore, diciamo, young. Il fatto che poi sia parlo principalmente di quello tra Zin e, Lula, che sia un amore diciamo lesbo, non è nessun non ha nessun impatto sul lettore. È naturale che sia così, i 2 personaggi sono stati ben esplorati negli scorsi numeri e negli stessi numeri che leggiamo. È naturalissimo che sia un amore queer che si sviluppa tra 2 ragazze e funziona bene, cioè secondo me c'è davvero poco da criticare, è qualcosa che funziona, appunto. E poi dice: "Anche se l'antagonista è quasi del tutto assente", vero, sicuramente non va a influire positivamente sul ritmo, dell'opera al non avere un antagonista forte, soprattutto perché l'antagonista forte è un po' più forte nel fumetto che nel romanzo e quindi nel romanzo noi lo possiamo apprezzare soltanto di riflesso, non in maniera diretta. Ci sono poi diversi momenti, secondo me, nel romanzo che sono abbastanza divertenti e questi si sviluppano principalmente grazie alle interazioni tra Reed e, Jomaram, devo dire, sono quelle che hanno funzionato un po' di più, a livello proprio di amicizia e di divertimento, anche diciamo di gag, per cui questo anche secondo me è stato un altro aspetto positivo.
Ehm, intanto appunto scrivetemi se avete altri commenti, io mi prendo, 10 secondi di pausa per soffiarmi un attimo il naso perché ragazzi è un po' faticoso. Eccoci. Ripreso il ritmo, finalmente posso continuare altri 2 minuti probabilmente, però, ce l'abbiamo fatta. Questo è un po' quindi un po' il mio commento su Orizzonti di mezzanotte, su Arte Repubblica, Per la luce e per la vita, appunto vanno molto, molto appaiati, per cui perdonatemi se mi sono diciamo, ho un po' intrecciato gli argomenti, però secondo me valeva la pena parlarne in questa maniera. Penso che approfondiremo ancora un po' di più queste cose in in Holocron, anche se, appunto dobbiamo un po' decidere come parlarne e anche con che taglio dare alla puntata di Holocron per parlarne entrambi. Io vorrei concentrarmi appunto un po' sul discorso delle coppie, che a me è piaciuto molto, però poi ne parleremo in redazione, magari anche con voi nei sondaggi. Ehm, 2 parole sull'omnibus di Darth Vader e figli, considerando che non l'ho preso, allora, se non li avete mai visti queste vignette sono estremamente carine e come regalo secondo me è un regalo che funziona molto bene, appunto soprattutto ai più piccoli o magari a dei vostri amici dove magari c'è un papà appassionato di Star Wars e un figlio più o meno piccolo, insomma poter regalare una cosa del genere secondo me è un regalo che funziona molto, molto bene. Un papà o una mamma appassionata di Star Wars e magari un bambino o una bambina piccola, a cui far leggere un po' queste brevi vignette, perché ogni pagina è rappresentata da una vignetta, in cui, Darth Vader deve interagire con tutti che è l'unico adulto, deve interagire con tutti gli eroi della ribellione sotto forma di bambini. Per cui abbiamo il piccolo Luke, la piccola Leia, il piccolo Han che è l'innamorato di Leia, il piccolo Lando, eccetera, eccetera. Forse anche C3PO è l'altro adulto, però a parte questo sono tutti abbastanza bimbi. La vicenda principale appunto è cercare di rappresentare la vita di tutti i giorni di Papa Vader con Luke, con la ribellione adolescenziale di Leia e poi ovviamente c'è tutta, diciamo, la sottotrama della festa di compleanno, con i vari amici invitati. Quindi questo è un po', uhm, un po' di che cosa si tratta di questo Il grande libro di Darth Vader e famiglia. Non commenterei gli spillati come sempre, ma inizierei magari a parlare un po' di Lucca nell'attesa di CF che vediamo quando arriva. Teoricamente a breve. Partirei allora per quanto riguarda, Lucca okay, CF sta arrivando, per cui lo aspettiamo un attimino e, daccici qualche secondo ancora, io ne approfitto un secondo. Eccomi qua, adesso appunto arriva CF. Lucca Comics 2022 io non sono andato per una serie di motivi, principalmente perché non c'erano ospiti
di Star Wars internazionali, cioè hanno poi annunciato la presenza di Denis Gu, ma non c'erano autori, artisti di fumetti o di romanzi internazionali. Eccoci F, lo aggiungo subito. Eccoti. Ciao a tutti, buonasera, Ciao. buonasera, ben ritrovati. Salvami perché io ho il naso tappato e sto parlando da mezz'ora ininterrottamente e non ce la faccio più. I morti parlano. Sì, sì, ma davvero. Io non so come ho E, fatto, sono stato 2 giorni e mezzo a Barcellona e sono riuscito a sopravvivere, anche perché c'erano 25 gradi, però Poi, adesso sì, no. mortali. No, ma tragico, tragico, anche perché poi c'era vento, poi all'ombra si stava cioè insomma, A che punto siamo arrivati? tragico. Siamo arrivati che io ho commentato tutto Orizzonte di Mezzanotte, tutto Per la luce e per la vita e Mhm, anche ho parlato dell'omnibus di Vader, quindi in pratica io ho commentato tutto e ho anche fatto l'elenco delle uscite. Quindi, mhm. se hai voglia di parlare un po' di Orizzonti di Mezzanotte dal tuo punto di vista, io già ho segnalato quelle che per me erano state le criticità, quelli che per me erano stati punti di forza e poi stavo iniziando a introdurre Lucca, però quello preferirei che lo facessi tu visto che ci sei stato. Orizzonti di Mezzanotte probabilmente è il romanzo che mi ha colpito di meno per quanto riguarda la tale pubblica. Io sono convinto che Daniel Zoe Holder sia un bravissimo scrittore per quanto riguarda i fumetti e la serie Adventures ne è la prova provata, infatti è davvero, davvero ottima, però anche in retrospettiva con Last Shot, passato qualche anno, oltre alla meraviglia per il fatto che c'erano gli zombie meccanici, inseguimenti a colpi di jetpack e salti avanti e indietro nel tempo, secondo me Daniel Oseholder, al netto anche di Corsa alla Torre Crash Point, mostra molto la corda quando deve avere a che fare con romanzi veri e propri, quindi proprio non ci riesce, non è il suo punto di forza che abbiamo appunto capito essere nei fumetti e sebbene appunto l'abbia letto solo a febbraio, faccio molta difficoltà a ricordarmi quelli che sono i personaggi e gli eventi, soprattutto la side story del servizio di sicurezza privata. Non so come Sì, sia stato tradotto in italiano perché appunto l'ho solo acquistato in italiano ma non l'ho letto in italiano. adesso te lo dico. Non mi ricordo neanche il nome della ragazza. Crash. Crash, che tra l'altro compare anche appunto nella serie Adventures, sempre di Sì. appunto di Holder, Però e lei compare in un singolo numero, in quello un singolo speciale numero. che nel Free L'annual, Comic, forse, al il Free Free Comic Comic Book, Book. bravo. Sì, sì, sì. Esatto. Quindi, secondo me è il più debole di tutti, forse un po' più debole di Torre Crash Point, perché Torre Crash Point era comunque la prima prova, era comunque il livello per i lettori più giovani. Qua invece, chiamato a una prova più importante, mh, diciamo non mi è rimasto assolutamente impresso nulla, persino fuori dalle ombre, comunque mi ricordo alcune scene fondamentali. Con questo forse solo qualche scena con Yoda, però appunto non avendo letto i fumetti, aspettando l'uscita italiana in raccolta, mi ero anche un po' perso sul fatto che appunto Yoda fosse assente, come mai si era staccato dai Padawan. Avevo letto solo poi il volume in Mh-mh. italiano, che era il primo dei due, mi pare. Sì, sì, sì. Eh, e quindi così, un giudizio non propriamente positivo, siamo comunque ben lontani dall'insufficienza, però sì, dall'Alta Repubblica abbiamo imparato ad aspettarci ben di più, ecco. Sì, sì, sì. Ma tu invece il fumetto, quello Per la luce e per la vita, l'hai già No, no, recuperato? no, quello non l'ho ancora letto, Okay, okay. però per quello anche appunto non ho voluto esserci, così magari ho evitato spoiler e tutto. Okay, sì, no, perché appunto dicevo che è estremamente complementare al romanzo, Non avevo dubbi. perché, inizia prima, finisce dopo, ci sono cose nel mezzo, il personaggio di Zin passa dal fumetto, poi entra dentro al romanzo a un certo punto, poi E dal riesce. romanzo se ne va via, esce dal romanzo e ritorna nel fumetto, per completare un po' la sottotrama con Lula, eccetera, eccetera. Però ecco, quello ti consiglio perché comunque completa Beh, abbastanza. certamente lo acquisterò, sì, 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 no, non vabbè, c'è quello dubbio su questo. quello certo, no, ma appunto ti consiglio di leggerlo, rapidamente perché poi così poi uno ha la visione un po' completa, ecco. Mh-mh. Intanto Bene, bene. ti saluta anche Francesca.
Ciao Francesca, ciao. Ciao Tom. Ti aspetto, Francesca, ti aspetto sul ring per discutere del corto dello studio Ghibli quando vuoi, per scannarci oltre ogni limite. Saremmo in grado di fare una diretta da 1 ora e mezza su 3 minuti di corto che mi sono visto Di gente che si urla a vicenda e si accoltella in diretta. L'ho visto stamattina in aeroporto alle tipo 7 meno un quarto. E? Però vabbè. Esprimiti. Mm, Niente democristiani. No, 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 ma di che cosa mi devo esprimere? No, boh, non capisco il motivo della cosa, cioè non capisco l'averlo annunciato così, eccetera, eccetera. Cioè, ho apprezzato molto il commento, io non so niente di anime di Giappone, ho apprezzato molto il commento di Francesca che ho visto in giro, che contestualizzava un po' il fenomeno a livello, diciamo, di ringraziamento e di anche apertura nei confronti di Lucasfilm, che una realtà come Ghibli non ha mai fatto prima. Detto questo, il corto, boh, lascia il tempo che trova, cioè è davvero un esercizio di stile che non mi ha detto Visto il nome niente. coinvolto si poteva usare ben di più. Chiudiamola così. Si poteva fare decisamente di più, quantomeno sui fondali, penso. Poi ora io non sono così esperto in animazione, per cui tecnicamente non mi è sembrato niente di che, però penso che a livello quantomeno concettuale sia importante il fatto che ci sia stata questa collaborazione. Poi leggevo che la Kennedy è stata una delle più importanti promotrici dello studio Ghibli per portare i film dello studio Ghibli negli Stati Uniti ai tempi che furono, quindi penso che ci sia anche un certo senso di ringraziamento, ecco. Oltre all'assegno staccato. Sì, esatto. Li avranno pagati in peluche di Grogu Esatto. e, No, speriamo e piuttosto, a nel proposito di sushi che si è mangiato dei filoni quando è andato lì. Bandidos. Speriamo esca presto Visions 2. Quando è che deve uscire? L'anno Mm. prossimo? A Ma primavera? sai che non dicono più date perché poi dipende da che cosa decide l'algoritmo in base A Boris 4. Cazzo, davvero Boris 4 comunque. Ha visto il futuro, il presente e anche il passato. Davvero, davvero, davvero. E Speriamo arrivi senti, presto quello. sì, ma penso in primavera. Buono. Comunque un po' mi dispiace che non ci sia l'animazione italiana perché potevamo avere tipo... hai presente? Tu la guardavi la serie Cuccioli su Rai 2? Ma non Che, be- esiste, che che... cazzo Ma è? no! Che bella Cos'è? era! No, era bellissima. Era una serie animata su Rai 2 in cui c'erano dei cuccioli di animali vari che Metti qualche facevano... foto a beneficio di chi ci sta seguendo. No, dai, era bellissima. E loro praticamente esploravano la via della seta. Quindi era... Propaganda cinese, no? No, 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 era bellissima. Adesso Non, non, un secondo non che mai adesso visto. vi metto delle immagini in sovraimpressione. E io vorrei una cosa del genere, ma tipo con i robottini di Star Wars, sarebbe bellissima. Corto, Speravo in un vedi? classico pizza mafia e mandolino, tipo. Beh, perché il cartone di quello di Totò Sapore, ce l'hai presente? Sì, mamma mia, storico. Pensa, Storico. pensa a Dai, questi qui non li hai mai visti? No, no, no. E praticamente io la stagione che mi ricordo era quella di Marco Polo. Poi magari sono andati anche in altri posti, eh. Ma ci sono le Alpi dietro ovunque, non capisco la via della seta come ci arrivino, ma non importa. Non lo so. Io quello che Vabbè. mi ricordo è quello di Marco Polo. Poi non... Ma E animazione di 3D o questo qua... 2D? Ma boh, ma forse qualcosa Non lo in sanno 2D. neanche loro. Io me la ricordo in 2D questa serie, però magari sbaglio. Beh, ma era una roba di Ray Gulp, tipo. Vabbè. Comunque, un po' di... Oppure anche simil Wings, altrimenti. Tipo Ginio Straffe. Ehi, ehi, Dai. piano, 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 piano. Siamo in fascia protetta ancora. Ah, ok. Visto che hanno cancellato Fate, potrebbero chiamare Straffi a fare un episodio di Visions.
Ma Ci aspetta, era sta. davvero una serie delle Wings quella, ma una leggenda metropolitana. Io non ho Netflix, quindi Cosa non... fate? Sì. Sì, sì, Mamma mia. era l'adattamento. Ah beh, An- allora proprio Era... immagino il lavoro di adattamento dagli scritti originali, l'aderenza. Vabbè, dai. Senti, parliamo di Lucca. Sei tornato, cioè Lucca è stata 2 settimane fa e quindi hai metabolizzato, hai superato i traumi fisici che ti sono stati imposti quindi dal tuo corpo per sopravvivere a 3 giorni a Lucca. Che cosa ci dici? Com'è stata questa edizione? Beh, come ne raccontavo a Cedric sulle cronache di Rex settimana scorsa, è stato bellissimo tornare. Io ho sempre visto Lucca come la mia evasione annuale, il mio stacca la testa e dedicati alle tue passioni, ed è stato bellissimo tornare dopo 3 anni, perché appunto le 2 edizioni di mezzo, una cancellata per il Covid e l'altra a regime ridotto sempre appunto per l'emergenza sanitaria, mi hanno, me come molti altri, tenuto lontano. È stato bellissimo tornare a trovare una città viva, libera da Japantown, che l'hanno per fortuna, visto, mi han detto, tutto il mare di gente che è andato, localizzata nel polo fiere, quindi avendo fatto un po' respirare il centro, che comunque era pienissimo come da standard, e devo dire, essendo già il quinto anno, ogni anno appunto si riesce a essere sempre più consapevoli di quello che ci aspetta, ci si arriva sempre più preparati e quindi si Mh. riesce a vivere al meglio l'esperienza nella città toscana. Un Il passo anno stampa aiuta. stampa è la vita, ma questo teniamolo per noi. Forse l'edizione più deludente a livello di Star Wars, a livello di manifestazioni, di Mh. eventi, panel, ne ha fatto da padrona, per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, Panini, che comunque con la sua conferenza, dicevamo, in totale controtendenza rispetto agli anni scorsi, non solo ha esordito con Star Wars nel suo panel dedicato appunto a quello che viene catalogato appunto sotto Panini Comics, che non riguarda solo Star Wars, ma riguarda anche altre Mh. properties come i cosiddetti loro original, Asterix e Obelix, Alien, Predator e altri Conan. appunto. Conan, esatto, quello proprio si sono dimenticati, l'hanno menzionato all'ultimo secondo. Beh, E dopo che l'ultima volta avevano presentato il cofanetto con la statuetta di Conan in edizione limitatissima, così. davvero? Sì, sì, ma Ma è uscita alla forse, fine? ma non mi ricordo, ma secondo me era una Con Lucca, statuetta? era una Lucca 2020, cioè era Lucca tipo col Covid, era Lucca Changes, Con la secondo me. distanza, ok. Sì, sì. E c'eravamo noi E, che intasavamo la chat eh di sì, Future esatto. Oh no, i fan di libri e comics. Mamma mia. E insomma, vedere appunto quasi metà del tempo dedicato alla nostra passione è stato molto rinvigorente, usiamo questo termine, è stato molto bello appunto la totale contrapposizione rispetto alle edizioni passate. Per quanto riguarda gli eventi organizzati, da terzi, mi viene appunto in mente il panel dedicato a Denis Go e ad Andor, che secondo me, poteva essere un totale disastro, cioè, sulla carta è un totale disastro, non puoi organizzare domenica sera alle 6 di sera, che è già buio, la proiezione dell'episodio già andato in onda con Andor, e solo poi far parlare l'attrice, motivo per il quale penso, presumo, tutti fossimo lì, perché la puntata l'avevamo già vista, ad eccezione di me che non avevo potuto per cause di tempo, ma tutti quelli che erano lì arrivavano già preparati all'evento. E per fortuna, ripeto, per fortuna ci sono state le legioni e i fan che hanno fatto la coda da ore prima per accogliere Denise, che ricordiamo doveva essere accompagnata dall'attore che purtroppo mi sfugge il nome, che doveva fare Cyril, che fa Cyril? appunto Vice l'im- ispettore. il vice ispettore, esatto, di Ferrix, deposto, che viene inviato su Coruscant, che non ha potuto per appunto motivi personali, e pertanto è stata un'esperienza davvero molto molto bella. E il Q&A alla fine è stato un po' insipido, con le classiche domande che purtroppo, ma fa parte del gioco, vengono poste a ogni intervista, e queste povere persone rispondono sempre alle solite domande, ma la curiosità dei fan in generale ovviamente quella è.
Molto intelligenti le sue risposte, non banali. Cioè, per vedersi fatte quelle domande ancora e ancora e ancora, è stata molto, molto brava nel presentare quello che è appunto il personaggio algido e freddo da lei interpretato dell'ISB. Quindi, nonostante appunto le domande fossero abbastanza standard, le risposte per fortuna sono state Di molto, molto livello. intelligenti. Sì, esatto, proprio intelligenti, e hanno anche appunto ripagato il fatto di aver rivisto una puntata. Tra l'altro, un'altra cosa inconcepibile, secondo me, era inglese sottotitolata. Non capisco il perché, Assurdo. ma vabbè. E quindi così, un po' Quando defilate. avrebbero potuto far vedere la puntata 9, cioè è assurdo. Sì, non, Soprattutto, non c'è, perché era già in mano alla stampa. soprattutto perché la puntata 9, cioè io l'avevo vista, perché era già in mano alla stampa. Mhm. Quindi e potevi tranquillamente far vedere lo stesso screener che hai dato a me con il coso in sovrimpressione, Lucca Comics, e Mhm. in inglese sottotitolato per giunta, non tradotto. Vi Facevi racconto vedere la stessa cosa. un simpatico E aneddoto che non mi era mai mi ha lasciato così a bocca aperta. E a un certo punto finisce la puntata, titoli di coda, prendo il telefono, per dire, avevo appena visto la puntata per scambiare due opinioni, e vedo tipo una luce che mi arriva sul telefono, e non tipo Predator, avete presente il mirino laser? Praticamente erano gli hanno addetti hanno alla sicurezza con un visore notturno con puntatore laser per dirti di spegnere il telefono, ma i 30 secondi per ciascuna delle due scene che abbiamo visto in anteprima erano materiale da spot. Cioè, è lo spot che avresti potuto trovare il giorno prima per teaserare la puntata sì, in arrivo. Quindi mi ha lasciato molto allibito quella scelta di quella sicurezza, e soprattutto del materiale mostrato, che era assolutamente ininfluente. Vedere 1 minuto e mezzo in anteprima, che sì, era un qualcosa di più, ma da una vetrina esclusiva come Lucca mh-mh, ci si aspetta anche magari qualche gadget che non c'è stato, mentre gli anni scorsi, sì. mi ricordo, per Destino Oscuro ci avevano dato comunque il fumetto, la spilla, la statuetta. Quindi sì, Sì, molto davano i male come poster di Andor, so, allo stand Disney, però non a li Disney, davano ma quella è un'altra all'evento. cosa. Io Sì, io sì. parlo dell'evento esclusivo per chi viene a vedere Andor, la puntata, e a incontrare Sì, sì, l'attrice no, Denise certo. Gough. Non c'era proprio niente, quindi ripeto, molto bene per i fan che comunque hanno riempito il parterre della sala, e per le legioni che comunque hanno creato una bella coreografia sull'idea del red carpet, che mi pare sia una novità di quest'anno. È davvero molto, Sì, molto carina l'idea del red carpet, quindi sì, funziona bene. spero davvero che la ripropongano. Io ero un po' scettico all'inizio quando l'ho letto, perché la gente lì davanti al Cinemastra faceva le file per entrare. Adesso che c'è il red carpet, dov'è che fa le fila? Un po' spostata, si è Ah, perso un po' di okay. spazi, forse magari hanno avvicinato un po' gli edifici, il padiglione Napoleo, no, il padiglione non mi Sì. ricordo come si chiama, e comunque c'è la fila a lato. Comunque il red Ah, okay. carpet occupa un corridoio di 4 metri, 4-5 metri, quindi non è Mh. proprio una roba enorme, però fa la sua figura. C'è da dire, la Ah, okay, stampa è beh, stata fatta entrare sul red carpet, e boh, è un po' emozionante sì, effettivamente, sì. lo ammetto. Pur nel suo piccolo è comunque Ti sei imbucato, eh. un tocco. No, 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 che vabbè, c'era il mio nome su tutte le liste, per fortuna. E altri eventi legati a Star Wars, boh, a parte l'incontro con gli autori, che la disponibilissima Annalisa Leoni, Andrea Mh-mh. Broccardo abbiamo incontrato, Dell'Otto, che lavorava nel suo stand, assieme anche a Davide Fabbri, mi pare sì che Mh. fosse nello stand a fianco. Ehm, no, Davide Fabbri, chi ha Simone lavorato per Bianchi. Simone Bianchi, mentre Davide Fabbri, purtroppo mi sono reso conto solo poi, lui che ha lavorato a Empire, Sì. Rebellion e anche a Infinità, episodio 5, era Mh-mh. presso lo stand Bonelli. O Per il resto non ricordo di altri eventi. Bon, le parate organizzate separatamente da Empisa e dalle legioni nelle giornate di sabato e domenica. Molto Mh-mh. bellina la cornice di Empisa, devo dire, Sì, al presso Real Real Collegio, il giusto? Real Collegio, sì, che, Sì. c'è l'area Kids solitamente. Mi pare che sia ad accesso libero senza biglietto, anche Sì, quell'area lì, non vorrei esatto. sì, lo è. Molto bellina la cornice, avevano fatto anche un po' di scenografie nelle aree interne, hanno fatto le attività Mh-mh. con i Padawan, quindi
Dai, quest'anno possiamo dire che Lucca l'hanno fatta i fan, dai. Quest'anno Ok. Lucca, per quanto riguarda Star Wars, per un po' più merito nostro, noi fan che ci siamo messi in gioco, piuttosto che appunto Mm. l'organizzazione vera e propria di Lucca. Sì. Peccato che quest'anno abbiano rimosso la possibilità di proporre panel come era negli anni Mm. precedenti e quindi noi non abbiamo potuto proporre niente purtroppo. Mm. Questa secondo me è una grave mancanza perché togli la lucca dal basso essenzialmente. Cioè cali decisioni dall'alto e se non hai tu qualche contatto per riuscire a organizzare un panel, una conferenza, non puoi fare niente. Ed è secondo me un po' un peccato, cioè, nel senso loro comunque insistono sui temi della community, eccetera, eccetera, però lasciare aperta questa finestra sarebbe stata secondo me giusta, doverosa. Poi speriamo che gli anni prossimi si riescano a fare. Sì, Penso anche che sì. sì. Giacomo per bellissimi ricordi intende una miriade di sketch, però vabbè. Vabbè, lui era ubiquitario tipo, cioè... Sì. In realtà ha un gemello malvagio Sì, sì, che bella è la forza dei giovani. sì, sì, sì. Bene, bene. Okay, beh dai direi comunque un bel resoconto e poi speriamo che l'anno prossimo ci siano anche ospiti più di rilievo, insomma, vediamo. È che purtroppo mi pare di aver capito che l'andazzo beh, vabbè, logicamente gli eventi principali sono venerdì, sabato e Sì, sì. domenica. Però a naso, per quanto me ne intendo, forse era più spostato verso quando si aspetta la maggiore affluenza di Mh-mh. gente, un po' più verso, l'Oriente, quindi appunto Giappone, manga, anime. Videogiochi non tantissimo, c'era molto, molto metaverso. La parola di quest'anno era metaverso, c'erano un sacco Mh. di eventi e purtroppo quello che, tra virgolette, interessa a noi era più spostato verso la fine, verso il lunedì, il Mh-mh. martedì anche con l'incontro con Erin Kellyman per Willow. Ah, sì, Quindi sì, secondo me sì. il lato occidentale era un po' più spostato verso la fine. Questa almeno è stata la mia impressione scorrendo velocemente il programma. Ci può Sì. anche stare comunque considerato i vari bacini d'utenza. Mh-mh. Ehm, CB invece? CB Cebulski? Ma Sibi Sevaschi viene praticamente lì solo per parlare di cibo, ha fatto la sua dottrina di indottrinare le giovani menti attraverso i fumetti al cibo, proprio era un pazzo totale. Purtroppo, gli anni prossimi questo iniziativa mi pare proprio fosse di Salda Press, è stata la vera sorpresa, ovvero Foodmetti, Mh? ovvero il connubio tra fumetti e cibo, capitanato spesso da Camuncoli, che era Un dietro le folle quinte col comunque. folle totale, e anche Sibi Sebalski, e con assaggini vari a manetta. Quindi Mh-mh. quest'anno è andata bene perché era ancora un po' sottotono. Secondo me, gli anni prossimi, se riproposto, sarà l'assalto alla diligenza perché è davvero la trovata di Lucca 2022. Questa. Un ambiente molto bello, un palazzo Mh-mh. storico molto rilassato, quindi non c'era afflusso di gente, ci si può parlare, parli anche con gli autori, potevi parlare anche tranquillamente con CB, al punto che gli ho chiesto che faccia un one shot come ha fatto l'IDW per il Bake Off Contest, che appunto deve essere, se non sbaglio, inserito nel volume per la luce e per la vita, Sì, sì, dovrebbe sì, essere, c'è, c'è, esatto, c'è, che lo facciano anche appunto per Marvel Comics a sto ci sta. punto, completino il ciclo culinario dell'Alta Repubblica. Ci sta, ci sta. Ottima Porter idea. Angle che scopre come fare il suo stufato magico e via. Esatto, è già scritto praticamente. Mh. Bene, Quindi così dai, tutto bene, bene. sommato molto, molto positivo, anche appunto per la possibilità di incontrare chi altrimenti si farebbe difficoltà a vedere, considerato le varie parti d'Italia. Molto bello anche l'incontro. Stiamo dimenticando l'incontro coi Sì. lettori. Ah, ecco com'è andato, com'è andato? È andato molto, molto bene. Era al momento di picco eravamo sui 15-20, quindi anche abbastanza per dire darsi un'ora a Lucca di sabato, tra l'altro, quindi Mh-mh. magari chi era lì solo in giornata. Distribuiti i segnalibri, è arrivato il popolo proprio, sembrava distribuire pani e pesci, però Sì. tutti contenti, soddisfatti. Vabbè, ci sta. Ehm, sì, un po' caotica ovviamente il sabato, il momento dell'incontro, però si è riusciti comunque per Mh. una trentina di minuti, in 30, 40 minuti, a scambiarsi un po' di parole, anche conoscersi di persona
conoscere alcuni dei nickname su Telegram che hanno finalmente un Delle volto ora. facce. Esatto. Giacomo dice che forse Fumetti approderà al Salone del Gusto di Torino. Vabbè sì, perché Buona cosa. loro sì, sì, perché comunque, adesso non mi ricordo il nome, c'è dietro Mh. anche uno chef, forse non so se stellato o meno, però comunque uno chef di abbastanza di nome Rilievo. rinomata e Mh-mh. quindi sì, non è solo organizzato lato fumetti e ci mettiamo dentro il cibo, c'è Sì. anche una collaborazione con addetti ai lavori del mondo culinario di un certo livello. Okay, okay. Chef Bene, Tomé, bravo Giabba. Chef Tomei, sempre sul pezzo. Gli hai chiesto uno sketch anche a lui? Okay, bene. Allora io farei un po' il, recap delle uscite di novembre e mi avvierei poi in chiusura. Visto che però stiamo parlando di eventi, colgo l'occasione per, ricordarvi che sabato 26 novembre, sicuramente la mattina io sarò a Cartoomix Milan Games Week, poi vi darò magari qualche dettaglio, avrò la solita felpina verde, se mi trovate fermatemi, scambiamo quattro chiacchiere, se non avete già i segnalibri, e se vedo Raghi, perché, non ce li ha Raghi al momento, se vedo Raghi, avrete i segnalibri. Per il resto io starò in giro un po' a cazzeggiare, fare qualche foto, niente, non ho piani definiti, anche perché non mi sembra che ci sia chissà che cosa. Penso che starò lì la mattina, nel caso appunto ci si vede lì, a proposito di eventi. E invece per quanto riguarda le uscite, allora settimana scorsa, sono usciti il manga di Leia, Principessa di Aldran, il volume 2 di presumibilmente 3 volumi. Uhm Sempre, diciamo dal romanzo di Claudia Gray e realizzato poi il manga da Haruichi, quindi sia come sceneggiatura che come disegni. È uscito anche il numero 21 del mensile Star Wars, in cui inizia finalmente, Regno Cremisi, il nuovo il nuovo arco narrativo, non lo voglio chiamare crossover perché per non far confondere troppo, diciamo il nuovo mega arco narrativo, il nuovo evento, arco narrativo che ha un po' degli effetti su tutte le testate. Mentre invece questa settimana uscirà, Fratelli, il romanzo, cioè Brotherhood di Mike Chen. La nostra recensione arriverà, a brevissimo, appena riusciamo a mettere anche le mani su una copia fisica per fare una bella foto. Ed è appunto il romanzo ambientato durante le guerre dei cloni e che, rifà, diciamo, lavorare insieme Obi-Wan e Anakin. Poi, deve uscire anche il terzo volume di 3 delle Strisce Quotidiane classiche, completamente inedito, e che, ristampa quindi in edizione integrale le strisce, i comic strip che venivano pubblicati sui quotidiani statunitensi dal 1982 al 1984. Poi sempre per, questa settimana, uscirà anche lo spillato numero 19 dell'Alta Repubblica, in cui continua l'indagine sul campo, di Emerick Caphtor e, dell'investigatrice privata Sian Holt. E, sempre il 17 novembre esce anche il terzo e ultimo volume, di, Alta Repubblica, la serie Marvel, cioè La fine di un Jedi, che quindi chiude quel terzo arco narrativo, che comprende anche i volumi, cioè i 2 albi di, L'occhio della tempesta, cioè Eye of the Storm, quindi la microserie dedicata a, Marchion Ro. Uhm, Ci sono poi una serie di, opere previste per novembre che non so neanche se vale la pena dire. Beh, l'operazione Starlight l'hanno caricata sul sito, quindi è molto probabile. Okay, quindi probabilmente avremo il volume 2 di Star Wars 2020, cioè Operazione Starlight, quindi secondo arco narrativo che ristampa gli spillati. Poi teoricamente dovrebbe esserci anche Classic. Cacciatori di Taglia volume 4, Regno Cremisi, ma non si sa. Teoricamente dovrebbe esserci anche Classic volume 11, penultimo volume. Sempre teoricamente,
c'è la graphic novel della stagione 2 di The Mandalorian, e che vengono rimandati da un po' ci sono gli epic di Eredità volume 3 e di Le guerre dei cloni volume 3. Ma io penso che siccome Eredità sta slittando continuamente, poi slitterà anche l'epic delle guerre dei cloni. Non è che ne pubblicano 2 in un mese, o 2 lo stesso giorno. La vedo difficile, ecco. Credo che slitterà un po' tutto. E quindi questi, o meglio, una parte di queste opere sarà l'argomento della prossima puntata di Archivio Jedi, che vi ricordo sarà il secondo lunedì di dicembre, cioè lunedì, no, non sarà lunedì 12 dicembre, o meglio, lo sarà, ma io non ci sono perché sono al concerto di John Williams. Quindi ho riflettuto adesso. Che giramento di coglioni, quella roba lì. Ci siamo, io e Matteo siamo lì. Mm. Facciamo la Non diretta c'è dalla Craghi? Anche Raghi, è vero. Mm. Facciamo la diretta dalla Fate Scala, diretta così. alla Scala, sì, Ma dai. sì, dai, ci sta. Easy proprio. Così arrivano anche lì col puntatore laser. Sì, madonna, col visore notturno. Esatto. E vabbè, capiremo come organizzare dicembre. Mal che vada, sposteremo a martedì 13 o una roba del genere. Gli uomini più belli del fandom italiano insieme, esatto. Grazie Simone. Grazie, Simo. E confermo anch'io, Riccardo, Brotherhood è canonico, assolutamente sì, è uscito quest'anno negli Stati Uniti. E quindi, intanto, il prossimo appuntamento in realtà è, oltre che per Milan Games Week Cartoomix, è per tra 2 settimane, il 28 novembre, con Holocron Book Club, in cui probabilmente andiamo ad approfondire un po' Orizzonti di mezzanotte e Per la luce e per la vita, per raccontarvi un po' di più, un po' di sensazioni, un po' di pareri, e vorrei anche appunto soprattutto il vostro contributo. E per il resto noi continueremo ovviamente con la solita programmazione sui nostri social e qui sul canale YouTube. Stiamo continuando ad andare in diretta tutti i venerdì per Memories from Scarif, per commentare Andor, quindi voi continuate a seguirci. Io ovviamente vi auguro delle buone letture e ringrazio CF per averci raccontato anche un po' di Lucca. Ero curioso di avere un po' la tua impressione, quindi grazie CF. E niente, io vi auguro una buona serata, buonanotte, e che il lato cartaceo della forza sia con voi. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie.